Buongiorno a tutti, sono Garso Mattiazzo, un allievo della Scuola Enologica di Conegliano e mi trovo a Refrontolo, quindi nella zona del Conegliano Valdobbiadene e del Prosecco Superiore. E abbiamo riscontrato che nei sistemi di allevamento, come soprattutto il silvò, il cordone speronato o il cordone libero, presentano una problematica non indifferente che si presenta con l'andare degli anni. Infatti il cordone permanente tende a inglobare a sé il filo di banchina e questo provoca diverse problematiche. Insieme a dei miei compagni abbiamo pensato di fare uno studio e verificare se effettivamente questo problema era presente. Abbiamo preso a campione diversi vigneti di glera nella zona di Conegliano di età differenti, dai 5 ai 30 anni. E come potete vedere nel grafico, all'aumentare dell'età del vigneto, anche la problematica aumenta ed è più presente. Abbiamo deciso di chiedere a qualche viticoltore della zona di Treviso cosa ne pensa in merito a questa problematica. Dunque, la problematica io l'ho riscontrata negli anni, quando fa potatura o estirpo dei vigneti vecchi. Il problema esiste perché il ferro entrando nel tempo nella pianta fa delle ferite. Queste ferite dopo negli anni restano. Buongiorno a tutti, questa problematica sicuramente ha la sua importanza, in quanto il ferro inglobato in una pianta porta a diversi problemi dal punto di vista sanitario e poi anche dal punto di vista tecnico, in quanto se dopo 30 anni, 20 anni forse con la viticoltura di oggi un vigneto deve essere sostituito, riuscire a togliere il legno dal ferro è sicuramente un problema non indifferente, soprattutto dal punto di vista di ore lavorative che andranno dedicate poi a questa operazione. Dopo aver ascoltato queste due interviste e aver constatato che il problema è fondato, abbiamo ideato, come potete vedere dal render, questo oggetto metallico che va a interporsi tra il cordone permanente della vite e il ferro di banchina, e ora andremo a analizzare nel dettaglio le sue particolarità. Questo oggetto è la soluzione al problema. Esso è costituito interamente in acciaio inox. Abbiamo optato per questo materiale, a differenza del ferro, perché l'acciaio inox, anche a distanza di molti anni, non arrugginisce, e questo è molto importante perché il pezzo deve poter resistere agli agenti climatici e nel momento dell'estirpo di un vigneto, e quindi dopo 20-30 anni, il pezzo possa essere tolto e riapplicato su un altro vigneto nuovo.